Buonasera, eccoci all'appuntamento del martedì con la trasmissione Il Sindaco Risponde, tutti i martedì sera, puntuali, 19.30, 20.30. Potete partecipare chiamando allo 049 80 77753 oppure mandando i messaggi al 345 334 1171 oppure l'email il sindaco risponde il gruppo tv7.com. Allora, in questa puntata, la precedente, anche questa molto probabilmente che la prossima, il sindaco non interverrà nelle trasmissioni, non per motivi da nascondere qualcosa, perché ovviamente aspetta di confrontarsi con la magistratura per via dello stadio Uganeo, e le veci del sindaco le fa il vice sindaco Andrea Michalizzi, che lo saluto. Buonasera Andrea Michalizzi, grazie. Buonasera a tutti. E io non posso non iniziare da questa inchiesta della Curva Sud, che personalmente la trovo di una... dire banalità mi sembra esagerato quando ci sono di mezzo i soldi pubblici, però ci sono cose un miliardo più importanti. Mi sembra che non ci sia una gravità assoluta da parte dell'amministrazione. Mi sembra quasi di sognare, ma non per prendere le difese di un qualcuno. Mi sembra di vedere un sindaco che gli dice muovetevi a fare i lavori come tutti gli imprenditori correttamente fanno e viene accusato di concussione. Cioè, mi sembra una cosa che non riesco a... Se mi aiuta lei a capirla, perché il sindaco non ce l'ho, quindi le chiedo a lei, come sarà questa situazione che immagino che voi l'abbiate trovata, oltre che anche una rottura, anche una cosa imbarazzante. Come la state vivendo questa situazione all'interno del comune? Certo, no, è importante anche parlarne. Ovviamente, visto, come dire, le imputazioni al sindaco, insomma quelle che abbiamo visto, siamo anche noi sorpresi. Ovviamente l'atteggiamento di un'istituzione come il Comune, del sindaco e della Giunta non può che essere quello di rispetto della magistratura, del suo lavoro, e quindi aiuteremo perché si faccia chiarezza il prima possibile. Io raccolgo però lo stesso sentimento che ha rappresentato lei, cioè molti cittadini mi rappresentano questa cosa, ma un sindaco che si informa e in qualche modo sollecita che dei lavori che sono in ritardo, tra l'altro in ritardo per una crisi economica evidente a tutti, insomma, no? La difficoltà di riperimento materiali, la crisi delle società di costruzione, di materiali, i prezzi e tutto quanto, insomma. Il sentimento anch'io che raccolgo è quello, insomma, di sorpresa, perché si dice ma insomma un sindaco se non può sollecitare che un lavoro venga finito, ma allora qual è la propria funzione? Ecco, io credo che insomma il tempo ci aiuterà soprattutto la magistratura, e noi siamo a disposizione a far chiarezza su questa cosa. Tra l'altro, mi scusi se le interrompo Michalizzi, ho visto molta solidarietà nei confronti del sindaco Giordani da parte dell'ex presidente della provincia Bui, da parte di Tosi, ex sindaco di Verona, insomma molta gente ha detto mi sembra un paradosso, insomma una cosa che non abbiamo mai vista, perché se uno, scusi la parola, ruba soldi capisco, ma se uno muovetevi a fare questo lavoro, poi io conosco anche il tipo scherzoso che ha il sindaco, di qualche battuta magari io lo trovo davvero una cosa esagerata, insomma, quindi boh. Beh, sì, c'è stata la solidarietà, la vicinanza, insomma, dei sindaci nella compostezza, perché insomma non possiamo mai ritenere la magistratura come, diciamo, un'entità avversa, e quindi noi aiuteremo la magistratura nel rispetto della loro funzione perché faccia chiarezza il prima possibile, anzi vogliamo che si faccia chiarezza su quanto avvenuto. Certo che la reazione di anche altri amministratori è ma insomma io posso interpretare anche il sentimento di tanti cittadini che magari vedono un cantiere che vorrebbero che fosse finito in tempo. Non è come dire è un sentimento molto, molto diffuso. Noi siamo sollecitati tutti i giorni perché le opere si facciano e si concludano nei tempi previsti. Alle volte sia perché insomma un'opera, quando si inizia un cantiere, bisogna vigilare perché il cantiere risponda, c'è in ballo uno spazio pubblico. Alle volte mi capita molto, sono assessore alle opere infrastrutturali, perché magari un'opera pubblica, un cantiere occupa un sedime stradale e quindi crea anche delle interferenze, dei disagi, delle cose. Quindi c'è sempre, come dire, una relazione tra l'amministratore, che è sollecitato giustamente dai cittadini, ma anche dalle esigenze, insomma, di finire in tempo il lavoro, e la conduzione di un cantiere. Certo,
bisogna che questo rapporto avvenga nei termini corretti, e quindi vogliamo che certamente si faccia chiarezza su questo, però insomma dobbiamo essere anche nelle condizioni di poter esercitare insomma il controllo, la assolutamente Michalizzi. Senta, l'ultima, poi cambieremo ovviamente argomento. Gli Ultras hanno scritto una lettera aperta dove dicono insomma, riaprite i cancelli, togliete i sigilli e iniziate i lavori ugualmente. In virtù di tutto questo, so che lei difficilmente potrà rispondere perché è la magistratura che farà questa scelta, però se si potranno riprendere i lavori, è fiducioso in questo in tempi brevi rispetto a quello che ha chiesto ovviamente la magistratura stesso, quindi bisogna tenere minimo 5 mesi, visto che c'è una piazza che fermenta, visto che non c'è una gravità che ci sembra davvero abbastanza ragionevole e sistemabile. Secondo lei c'è la possibilità, lei non può darmi questa risposta, però così a pelle c'è la possibilità che magari vengono tolti i lucchetti così e vengono riniziati i lavori rapidamente, oppure bisognerà aspettare la magistratura? Ma io mi auguro di sì, la ringrazio perché capisce bene che io non posso mettermi nei panni di un magistrato che sta indagando anche su questa vicenda, e quindi ovviamente non posso essere io quello che dice alla magistratura cosa deve fare. Tanto la magistratura ha disposto il fermo per 5 mesi, io mi auguro che si faccia chiarezza prima, in modo tale insomma, che possa ripartire un cantiere dove ci sono delle attese anche da parte dei tifosi che da anni attendono finalmente di avere, come dire, uno stadio che possa essere anche all'altezza delle loro aspettative. Hanno accompagnato anche questa scelta dell'amministrazione comunale sulla rivisitazione insomma, dell'Euganeo, e oggi insomma, questa vicenda mi rendo conto per il tifoso insomma, che suona un po' come una scura insomma, che infrange ancora una volta questo sogno. È dannato, quello stadio lì è uno stadio dannato. Sì, ha una macchia il mio amico storicamente. Mi ha detto, tra il calcio Padova e quello stadio sono stregati. Ma anche il sindaco, che è uomo di sport, è molto dispiaciuto di questa cosa, perché ha creduto insomma, anche di poter finalmente dare una soluzione a questa vicenda. Ecco, ovviamente ora è molto concentrato sul fatto che ci sia chiarezza quanto prima. Assolutamente tempi d'accordo. veloci anche qui li chiediamo, sperando di non... Senta, cambiando tema, ho visto che lei ha replicato in maniera molto chiara e perentoria per quanto riguarda le 5 persone indagate per apologia di fascismo e danneggiamento aggravato a seguito delle scritte matrici neofasciste e tant'altro apparse in centro storico. So che lei ha risposto in maniera molto, molto chiara su questo episodio. Sì, non sono solo sgradite, sono contro la legge. La legge qui parla chiaro, l'apologia di fascismo è un reato e insomma ormai sono delle minoranze che però, come dire, imbrattano i muri non solo con dello spray, ma anche con dei simboli e delle frasi che offendono insomma, la sensibilità di tutti e anche il nostro codice, le nostre leggi. Quindi io insomma, mi auguro che qui si arriva presto anche in questo caso a verificare l'accaduto. Tra l'altro ho capito che dall'indagine sulle scritte poi sono emersi anche altri particolari ancora più gravi, e quindi insomma questo è un caso in cui l'azione della polizia ha fatto sicuramente un'azione positiva. Mi conforta anche il fatto, perché noi abbiamo tante volte che abbiamo pareti sia di edifici pubblici, di monumenti alle volte, ma anche di edifici privati, poi la gente si rivolge comunque al comune, che vengono imbrattati. E non è la prima volta che le forze dell'ordine risalgono poi al colpevole. Perché poi ogni volta è una spesa e anche alle volte bisogna anche intervenire con azioni di restauro, per esempio quando si tratta di monumenti. Sono dei veri e propri atti di vandalismo, al di là del reato di apologia
di fascismo, che è già grave in sé, ma anche quando si scrive qualcos'altro, insomma, sono azioni di vandalismo che mettono in difficoltà, comportano una spesa, alle volte mettono anche a rischio un monumento. Siamo invece a favore delle forme d'arte che si trovano sui muri, anzi siamo in collaborazione con molti artisti e con i quali insomma, l'amministrazione, l'esempio più grande è quello dell'assessore Colasio, che ha fatto addirittura un festival insomma, sulla street art, ma qui stiamo parlando di vandali fascisti in questo caso, lo dico nel senso anche della legge, e quindi bene che ci sia, come dire, un'azione anche che poi vada a punire queste situazioni. Bene, senti, c'è una cosa bella che lei sta facendo e ultimerà a gennaio, presumo. Spero che qui i tempi vengano rispettati, perché oramai con tutte le opere pubbliche che come amministrazione state cercando di concludere, i tempi si allungano per tutti i motivi che abbiamo già detto e ridetto. Adesso c'è anche questo problema della cura che magari può complicare appunto anche, oppure il pensiero e la percezione della gente può far sì, guarda, hanno bloccato la cura, che magari non blocchino anche altri lavori che l'amministrazione sta facendo. Mi auguro che ciò non accada. Detto questo, vedere 11 chilometri delle mura di Padova illuminate a gennaio, avete già fatto la prova al portello, però vedere 11 chilometri credo sia una cosa molto affascinante. Sì, sono delle risorse che noi abbiamo agganciato dallo Stato, non tocchiamo le casse del bilancio comunale, il bando periferie, e ci consentiranno di illuminare tutti gli 11 km di cinta muraria. È un modo anche per dare visibilità anche emotiva, insomma, al monumento più grande della città che sono le mura. Qui adesso stiamo facendo le prove, poi da gennaio inizierà l'installazione, quindi non è che a gennaio saranno ultimati i lavori, da gennaio partiranno i lavori veri e propri. A cosa servono queste prove? È un'illuminazione che deve rispondere a delle indicazioni e prescrizioni. Fermo adesso, la blocco. Io avevo un appunto che a gennaio era tutto completato, invece iniziano i lavori a gennaio, sì, e termineranno? Ma dovremo metterci intorno ai 4 mesi a fare questo. Per l'estate dovrebbe essere. A fare questo lavoro, sì. Dovrebbe. Sì, e le dico così perché le stavo dicendo a cosa servivano le prove. Finisco quello e poi parliamo dei tempi. Se l'ho interrotta. Vabbè, insomma, l'importante è che affrontiamo prima uno e poi l'altro. Le prove servono per rispondere a 2 requisiti. Uno, che è quello della soprintendenza, cioè un'illuminazione che sia rispettosa e che valorizzi il monumento. Secondo è quella dell'ARPAV, un'illuminazione rispettosa del cielo, quindi tutti quegli accorgimenti contro l'inquinamento luminoso. E andiamo invece ai tempi del cantiere. Si faceva prima riferimento a una situazione generale di difficoltà dei cantieri, e questo purtroppo è la nostra quotidianità. Combattiamo ogni giorno con materiali che non arrivano, ditte in difficoltà, o incidenti di percorso tipo ritrovamento di amianto, e tutte situazioni che però insomma, fanno parte di questa situazione. Quindi la crisi sta gravando sui tempi. L'illuminazione, per esempio, oggi i materiali di illuminazione, l'illuminazione è uno degli ambiti più colpiti, perché per aspettare il materiale per l'illuminazione pubblica noi aspettiamo anche fino a 90 giorni, ed è un tempo. L'illuminazione, mi scusi, Michalizzi, è da terra o dall'alto? Allora dipende, sono diversi tipi, infatti noi stiamo studiando con Soprintendenza e ARPAV l'installazione proprio per verificare sul campo un monumento che è eterogeneo, perché c'è il tratto di mura lineare e quindi quello va illuminato in un certo modo. Ci sono i bastioni che invece sono anche più voluminosi, hanno forme anche diverse, e poi ci sono i tratti di mura che sono a pelo con l'acqua, e quindi è importante che l'illuminazione valorizzi anche la presenza dell'acqua,
vicinanza tra le mura e l'acqua, insomma questi ambienti ovviamente che si toccano. Quindi insomma questi mesi ci servono proprio per testare e trovare il giusto equilibrio in questi differenti ambiti, e quindi potremo avere l'illuminazione da terra come l'illuminazione dall'alto laddove abbiamo edifici o supporti in cui possiamo agganciarci. Il tutto deve essere il più trasparente possibile. Nell'organizzazione, nella previsione, poi le luci rimangono accese tutta la notte o quando fa buio, oppure avranno degli orari? Allora, regolarmente quando fa buio, cioè l'illuminazione, come tutti i monumenti cittadini. L'illuminazione è un'illuminazione a LED, quindi a basso consumo. Ovviamente vale tutta l'attenzione che si sta tenendo in questo periodo sul risparmio energetico. Per esempio, le luminarie di Natale noi le spegneremo 2 ore prima quest'anno, proprio per abbassare i costi di illuminazione. Quando noi abbiamo fatto l'investimento non c'era la crisi energetica, quindi poi il progetto, il cantiere, tutto quanto è partito e la situazione di crisi insomma è arrivata dopo. Quindi a gennaio, a primavera, quando l'impianto sarà installato, insomma, verificheremo la situazione anche dal punto di vista energetico, e quindi ci comporteremo esattamente poi come gli altri monumenti. Bene, allora sono arrivati i primi messaggi, andiamo Dennis con la lettura iniziando dal primo. Buonasera amica Rizzi, a chi bisogna rivolgersi per un palo della luce un po' storto e forse pericolante? Allora, Era Luce è il nostro gestore dell'illuminazione pubblica. Di solito, a meno che il palo non sia, come dire, molto, molto vecchio, c'è un QR code e un numero identificativo del palo e un numero di telefono. Quindi se in quel palo c'è questo tipo di identificativo, si può chiamare il numero di telefono che è indicato sull'adesivo e dire qual è il tavolo. Addirittura col QR code si va direttamente al sito che fa la segnalazione. Se invece stiamo parlando di un palo vecchio, mandi una mail pure al mio ufficio, la casella di posta è vicesindaco@comune.padova.it, la trovate anche sul sito del comune che è Padova.net, mi indicate qual è il palo, cercando di darmi insomma l'indirizzo, un numero civico, ecco, qualche cosa, una foto, e al limite insomma provvede il mio ufficio. Bene, sperando che poi non sia qualche anziano che non riesce ad operare il telefonino per fare il QR code, perché poi, esatto, infatti dico, succede anche è anche un servizio semplice, insomma, quindi uno può o QR code o telefono oppure segnalazione. Certo, secondo messaggio. Ci sono novità per l'arrivo dell'alta velocità a Padova? La nostra città è pronta o sarà la solita incompiuta all'italiana? Ma io me lo auguro prontamente. Adesso io non so dare, come dire, date, però abbiamo molte opere pubbliche che sono legate all'alta velocità, soprattutto la situazione dei nostri ponti. I più attenti hanno visto che in questi anni stiamo lavorando molto nella manutenzione, nel rifacimento di ponti. L'alta velocità condizionerà. Il caso più eclatante è il ponte del Borgomagno, che verrà rifatto una volta che l'alta velocità insomma, arriverà su quella tratta. E questo per dire insomma, che mi auguro che presto arrivi a Padova, però non abbiamo ancora un timing su questo, se non però RFI che si muove con i propri tecnici o i propri incaricati proprio per verificare insieme a noi le quote dei ponti dove l'alta velocità e l'alta capacità passano. Quindi ecco, il lavoro preparatorio è in corso. Terzo messaggio. Volevo segnalare parcheggi selvaggi in via San Massimo, anche in doppia fila dove invece non si potrebbe proprio parcheggiare. Grazie se farà qualcosa. La ringrazio molto, la segnalo immediatamente alla polizia locale, ma in questi casi bisogna anche verificare se c'è la possibilità di organizzare la sosta in modo più efficace. La sosta selvaggia è indicativo di un cattivo comportamento che va sanzionato,
Alle volte anche bisogna verificare se però i posti non sono sufficienti in quel luogo, magari c'è una scuola piuttosto che... No, c'è il prelievo del sangue. Ecco, e quindi insomma magari esigenze particolari dove bisogna, ecco, quindi tra l'altro in quella zona stiamo anche asfaltando le strade, quindi siamo insomma anche presenti con i nostri tecnici. La quarta, credo Denis. Sia il quarto, continuo a leggere di commercianti del centro di Padova derubati. Non si può fare qualcosa a livello di sicurezza per aiutarli? Beh, gli sforzi che possiamo fare in termini di sicurezza, come dire, più sforzi si fanno, sempre meglio è. Questa amministrazione ha attuato il piano di installazione di telecamere, penso più incisivo, insomma, nella storia della città. Stiamo cablando linee perché ci stiamo preparando a un'altra infornata di installazione di telecamere per 600.000 euro di investimenti, e questo è un punto. E poi la presenza delle forze dell'ordine ovviamente è un altro deterrente importante, e quindi anche la collaborazione dell'amministrazione comunale con la polizia e le altre forze dell'ordine insomma è fondamentale. Andiamo allora in pubblicità, vi ricordo ancora i numeri per chiamare: 049 8077753 per le telefonate in diretta, 345 33 41171 per i messaggi. Poi durante la settimana il sindaco risponde gruppo tv7.com, che noi ovviamente prendiamo i riferimenti e poniamo poi le domande o i quesiti che voi ci richiedete al sindaco in queste puntate, al vice sindaco, per avere chiarezza. Rimanete con noi tra poco.